Aeroporto sì, il tema degli aeroporti è un tema delicato che va affrontato nella loro completezza, perché non basta soltanto realizzare un aeroporto, occorre analizzare poi la sostenibilità di quell'area aeroportuale, quindi un nuovo aeroporto si deve accompagnare ad un progetto di certezza, di autonomia finanziaria che non debba basarsi solo su contributi. Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Renato Schifani in merito all'aeroporto di Agrigento in occasione della sua venuta per il Giro di Sicilia per le difficoltà nella gestione, non tanto per la costruzione, hanno suscitato un coro di polemiche e prese di posizione tutte nettamente contrarie. Tra le tante quella del parlamentare nazionale Lillo Pisano, che afferma come resto convinto che l'aeroporto si debba fare nonostante i dubbi espressi sulla sostenibilità di un aeroporto ad Agrigento. Sono fermamente convinto che uno scalo ad Agrigento sia realizzabile e in grado di autosostenersi economicamente. Pochi territori, continua Pisano, possono contare uno straordinario attrattore turistico come il Parco Archeologico e la Valle dei Templi, che hanno raggiunto nel periodo del pre-Covid circa 1 milione di visitatori e che sarebbe in grado di generare da solo i numeri necessari per giustificare uno scalo aeroportuale nella nostra provincia. La sua Costituzione, afferma l'onorevole Pisano, garantirebbe alla popolazione agrigentina il diritto alla mobilità in tutto il territorio nazionale e darebbe un impulso dirompente all'economia di questa parte della Sicilia. Per questo, conclude Pisano, non bisogna lasciarsi scappare l'opportunità. Anche la parlamentare nazionale di 5 Stelle, l'empedoclina Ida Carmina, afferma come gli agrigentini non sono figli di un dio minore. Altre parole avremmo voluto sentire noi agrigentini rispetto agli atavici problemi che affronta la nostra provincia. Lo sanno tutti che la carenza di adeguata infrastrutturazione determina lo svuotamento della nostra città, specie dei giovani che vanno via in cerca di un futuro migliore e di opportunità che la nostra terra non offre. Tante le parole belle in campagna elettorale, attendevamo parole di giustizia e di rispetto verso la nostra provincia che più di ogni altra subisce conseguenze del fenomeno migratorio e presta accoglienza. Agrigento non ha un collegamento autostradale, pertanto chiediamo, conclude l'onorevole Carmina di 5 Stelle, di dare risposte urgenti e al di là delle divergenze ideologiche sarò pronto a collaborare per il bene della mia terra. Anche il cartello sociale di Agrigento, rappresentato dai sindacati CGIL, CISL e UIL, dall'ufficio pastorale, da Don Mario Sorce, ha affermato come, pur continuando a nutrire rispetto verso il presidente di tutta la regione, compresa quella di Agrigento, di cui i politici non si devono ricordare solo in campagna elettorale, ma anche e soprattutto dopo essere stati eletti come cittadini di questo territorio che negli ultimi 60 anni è stato derubato dalle possibilità non solo dalle altre parti d'Italia ma anche della Sicilia stessa, perché lo ribadiamo, la nostra provincia è l'unica a non essere toccata da alcuna autostrada e non ha aeroporto e i porti sono in condizioni non consone ad adeguato sviluppo economico. Le strade nazionali, provinciali e statali sono paragonabili a un colabrodo, quindi sentire dire a lei, Presidente, che non ci sono i soldi non tanto per costruirlo ma per gestirlo è veramente assurdo e da cittadini stanchi di essere trattati come i membri di serie C diciamo trovateli questi soldi, magari prendendoli dal capitolo di quegli stipendi che vi siete ancora una volta aumentati, non un soldo del PNR per strade, ferrovie e porti, almeno dateci un aeroporto che ci faccia decollare per le bellezze che abbiamo e ci appartengono. Conclude il cartello sociale, aeroporto ad Agrigento non solo è opportuno ma è necessario.